Eccoci, rieccoci, ringraziamo tutti coloro che hanno mandato messaggi, che stanno telefonando, perché ovviamente interessa moltissimo il territorio e soprattutto il lavoro che stanno facendo gli amministratori, in questo caso i sindaci di questi paesi che abbiamo ospiti questa sera. Sentiamo la telefonata che abbiamo in linea. Pronto? Buonasera, con chi parliamo, da dove? Pronto? Pronto? Spezzo un fischio, vediamo. Pronto? Buonasera, con chi parliamo, da dove? Buonasera dottor Borioli, mi sente? Adesso la sento, è anche una voce che riconosco, Roma. da Roma. Da Roma, bravo. Da Roma, ho capito. Che tempo fa a Roma? Beh, insomma, però sta, Non diciamo, posso mai dire, sta non piovendo, proprio avvicinando. Ecco, come mai un romano telefona che abbiamo tutti i sindaci del territorio veneto? Vabbè, io sono un appassionato di, allora, lei lo sa, sono un appassionato di politica in generale. Il fatto di colloquiare, di avere la possibilità, dal momento che purtroppo non posso andare in giro per l'Italia, ma di avere la possibilità di conoscere una realtà che è così, diciamo, che è diversa rispetto alle realtà che vivo, che ho vissuto in questi miei 50 anni, ho 50 anni, per me è un'occasione culturale, di confronto e di conoscenza enorme. E voi vi ringrazio che mi date questa opportunità e noi di poter, almeno personalmente, di poter vedere questo tramite, senza standomene seduto nella mia cucina mentre lavoro. Io la provoco, lavorando, Antonio, la provoco, prima di esporre il suo tema, la provoco, lei che magari vive a Roma, inviti qualche politico a seguire le nostre trasmissioni, magari delle televisioni locali, per capire davvero i problemi, dove stanno, dove sono, e che magari cerchino di risolverli, se ci riescono. Dottore, proprio perché vi seguo, io seguì qualche tempo fa, una replica che avete mandato del vostro ex sindaco Zanonato. Voi mandaste una replica, correggetemi se sbaglio, quando fu fatto ministro dello sviluppo economico, voi mandaste una replica che fu molto interessante, perché mi fece capire un po' il personaggio, tra virgolette personaggio non in senso dispregiativo, parlo proprio come figura di persona, che mi si attendeva perché per me era un nome sinceramente sconosciuto nell'ambito, no, sconosciuto intendo da un punto di vista del ruolo come ministro di sviluppo economico, lo conoscevo ovviamente come politico, quindi in realtà qualcuno l'avete anche in casa che potete invitare, mi scusi la battuta, molto più senza fare molti passi da lontano, ed è una persona che, se vuole, potrebbe rispondere a molti dei vostri interrogativi o anche non rispondere, perché non è detto che abbia la risposta, ho l'impressione anzi che non l'abbia proprio. Allora, volevo salutarvi, però con un'occasione volevo soltanto dire questo a lei e al professor Casen, che saluto e che seguo sempre con tanto rispetto e da cui imparo tantissimo. Tra l'altro per molte cose sono anche d'accordo, ovviamente in qualche altra cosa, poche a dire la verità no, però veramente è molto da imparare. Volevo aggiungere un altro tassello, anche se non so quanto sia utile alla vostra trasmissione. Un punto importante, ma verrà fuori, io vi ho conosciuti, le vostre prime puntate parlavate di crisi della politica, dei partiti, parlavate mi ricordo una bellissima puntata, tutti sotto scacco, eccetera eccetera. C'è un punto che sta venendo fuori sull'Europa, vorrei che il professor Casen su questo punto se vuole lo possa approfondire in futuro. C'è stato il fallimento della classe dirigente che ci ha voluto portare in Europa, si è basato su questo punto qua. Diciamo, i migliori, quelli in buona fede, hanno pensato questo. Noi entriamo in Europa con tutti i nostri problemi, accettando quello che il professor Casen, un cambio che molte volte ha denunciato, un cambio assolutamente iniquo, accettando condizioni, accettando probabilmente, vorrei che questo fosse sottolineato, la deindustrializzazione del nostro paese, probabilmente accettando anche questo, perché non si può vivere, io dico solo e concludo, non si può vivere solo di agricoltura e di turismo. Un paese deve avere anche un minimo di industria, spero che è un principio economico basilare, voglio dire, sono dei settori importanti, però un'industria che faccia innovazione ci vuole, un'industria comunque base ci vuole, almeno quello ci vuole.
Certo. Allora io concludo dicendo il fallimento di questo progetto, di questi responsabili che un giorno, che i cognomi li sappiamo, però non li voglio fare perché sennò vi chiudono la trasmissione, non è corretto farlo, ma la storia poi lo dirò. È stato basato su questo, tanto se non ce la facciamo a risolvere i nostri problemi poi ci aiutano. Invece non è così. Non ci aiutano, anzi se possibile ci stanno mandando allo scatafascio. Cioè è sempre la nostra storia, dai tempi che il professor Casser ne conosce molto meglio di me, dei classici italiani che si rivolgono sempre a qualcun altro perché pensano di potere, che questo qualcuno risolve il problema. Certo. Questo è stato, parlo dei migliori in buona fede, il fallimento di una classe dirigente che ci ha preceduto, legandoci a trattati capestro. Grazie Antonio. Ho parlato tantissimo e vi ringrazio. La telefonata successiva è stata già messa su. Ogni modo noi lo riceviamo molto volentieri ogni nostra trasmissione. E proprio in riferimento a quello che diceva Antonio da Roma, Raimondo, la classe politica è stata inefficiente perché fino a ieri si diceva che il popolo italiano è un popolo miracolato, riesce a superare tutti i problemi, come diceva Antonio. Adesso è finita la musica, molto probabilmente abbiamo tirato la corda e come l'hanno tirata la corda, come l'hanno tirata, hanno stancato tutti, Europa, mondo, insomma, e quindi è una classe politica che va rifatta completamente. È una classe politica sicuramente inefficiente, probabilmente in questa materia, soprattutto quella del bilancio, della situazione sociale, poco, come dire, non dico ignorante, ma insomma poco conoscitrice delle realtà e soprattutto non ha gli stimoli che dovrebbe avere per comprendere che, per esempio, qui abbiamo i sindaci e i cittadini dei comuni hanno bisogno di risorse. Non possiamo noi prevedere, per esempio, nell'ipotesi che ho fatto all'inizio, la TARES o quella che si chiamerà TUC, TRAC, non lo so, di dover trasferire allo Stato una parte dei soldi. Ma scusate, la raccolta differenziata che si fa in Veneto, visto che siamo in Veneto, chi la fa? Il cittadino. Dove la conferisce? Al comune, alla provincia, insomma, nel territorio. Perché devo trasferire a Roma, che non c'entra assolutamente niente, questo tipo di maltolto? Perché anche questo è frugare nelle tasche dei cittadini. Di questo nessuno sta parlando, sta passando inosservata. Ma come questa tante altre cose. Perché bisogna pagare, per esempio, una tassa iniqua, che io chiamo iniqua, l'IVA, che adesso nessuno ne sta parlando, ma quell'1% sta provocando il disastro. E lo Stato sta incassando, adesso che apriamo i termosifoni, che è iniziato l'inverno, un fiume di denaro sta arrivando con l'aumento dell'1% anche sulle bollette, che poi non è l'1%, perché se vai a ben guardare è una moltiplicazione di pane e di pesci. Poi abbiamo le addizionali comunali, regionali. Per esempio, vogliono mettere, benedetto, questa tassa sui servizi indivisibili, benissimo, ma mi spiegate perché i cittadini devono pagare anche l'addizionale IRPEF, l'addizionale regionale, l'addizionale comunale sui servizi che comunque già dovrebbero essere... Cioè è tutto da vedere, ecco perché dico, probabilmente chi sta a Roma non è uno scienziato o non ha capito qual è il vero problema. E di questo purtroppo noi ne siamo convinti perché ogni giorno ne vengono fuori storie drammatiche. E vi faccio un caso proprio in pochissimi secondi. Una ragazza ben voluta, ma soprattutto che voleva iniziare a fare qualcosa, visto che non la prendeva nessuno a fare nessun lavoro, ha aperto un piccolo negozio qui a Padova di manicure, insomma, cose così, insomma, di parrucchiera, eccetera, estetista, adesso vanno di moda, eccetera. Pensava di fare, non dico la sua fortuna, ma di iniziare a ricevere un piccolo reddito, visto che tutte le porte erano chiuse. Bene, è durata 3 mesi, non è riuscita ad avere quel giro, quell'avviamento, come diciamo noi tecnici, per poter andare avanti. Benissimo, ha chiuso, ha pagato, perché sennò le banche iniziavano a contrastarla, ha pagato le tasse per quanto riguardava quei 3 mesi, ha pagato e ha mandato tutte le comunicazioni di rito, però ahimè si è sbagliata a dimenticare un solo ente, cioè l'ha mandata la comunicazione di cessata attività a tutti, ha sbagliato a non comunicarla entro 30 giorni a chi? All'INAIL, essendo l'unica poi lei a lavorare. L'INAIL, dopo che ha chiuso, che questa non ha soldi, perché se avesse avuto soldi poteva certamente proseguire nella sua attività, gli ha comminato una sanzione di 200 euro. Ecco, per ritardato, no, informazione e chiusura dell'attività. Ecco, questa è l'Italia della burocrazia. E come vogliamo che
gli stranieri vengano in Italia a investire. Bisogna sistemarla. Ma questa è la concretezza che a Roma manca. Lo so, mi ha fatto venire in mente una cosa, Raimondo, mi piacerebbe un giorno, anzi lo farò, un servizio con il professor Case, su una banalità: quanto guadagna lo Stato su ogni automobile che è in strada? Cioè tra benzina, assicurazione, ricambi, IVA, non IVA. Cioè mi piacerebbe sapere, visto che le autostrade sono intasate di autovetture, di camion, tanto quanto guadagna per ogni autovettura lo Stato. Se il traffico si fermasse per una settimana, lo Stato fallisce. Ecco, questa è già la risposta. Se nessuno paga per un mese le ritenute d'acconto dei dipendenti o dei collaboratori, nel caso lo Stato fallì. Un mese, sto parlando di un anno. Cioè diciamo che gli italiani, i cittadini potrebbero veramente avere una risorsa senza andare in galera. Non lo fanno perché ancora pensano e sperano che qualche buon pensante di partito politico possa risanare o qualche uomo politico. Ma questa è la situazione, basterebbe un mese che nessuno paga più le ritenute d'acconto sugli stipendi, nessuno più paga le ritenute d'acconto sulle fatture IVA, e succede il disastro, un mese. Certo. Pensiamo quanto è precario questo equilibrio. No, davvero, proprio, si corre su un filo proprio sottilissimo, dunque tra un giorno e l'altro si può spezzare. Insomma. Lei sarà stato anche assessore all'agricoltura, l'agricoltura dovrebbe essere un patrimonio. Tra le altre cose che Antonio diceva prima, poi vorrei dire il professor Manocase, chi ci vuole che è un'industria moderna, ed è vero, però il turismo e l'agricoltura dovrebbero essere due mezzi per poter aiutare l'Italia a uscire da questa situazione. L'agricoltura... Sì, il turismo e l'agricoltura non salveranno l'Italia, nel senso che, come giustamente ha detto l'amico da Roma, abbiamo bisogno anche di altre cose, però sicuramente sono delle punte, degli elementi di eccellenza di questo nostro paese. Fra l'altro in questo periodo l'agricoltura, che è stata molto maltrattata anche nei decenni passati, viene un po' riscoperta. È ovvio che noi abbiamo anche rinunciato in Europa, perché la materia agricola è materia europea. È vero che c'è un ministero che si chiama delle politiche agricole, è vero che abbiamo competenza delle regioni, è vero che tutti parlano di agricoltura, però di fatto la vera politica agricola viene fatta a livello di comunità europea. Noi siamo pregni d'Europa, però non siamo presenti in Europa, questo è il dramma. L'Italia ha sempre avuto questo gap. Noi abbiamo avuto un approccio sin dall'inizio con la comunità europea, come dire, pensionistico, nel senso che anche la rappresentanza politica in Europa si mandavano quelli che erano alla fine del percorso politico, guadagnavano bene, prendevano molto, non sapevano le lingue, li mandavamo lì e alla fine, insomma, come dire, si costruivano una bella pensione. Il problema è che gli spagnoli, i tedeschi, gli olandesi hanno investito, hanno mandato giovani parlamentari, soprattutto giovani dirigenti, i quali sono quelli che predispongono le norme, anche sulla pesca. Diceva giustamente il sindaco Casson prima, se ne parlava dal 2000 e l'Italia è arrivata quando? Nel 2010, nel 2012. Il problema è che nel 2000 le regole sulla pesca le hanno costruite altri paesi europei, con i loro funzionari, i loro dirigenti all'interno della comunità europea e anche con i loro politici. Io ho visto politici tedeschi e per le loro esigenze. E per le loro esigenze, sicuramente non per le nostre, perché poi il mare, voglio dire, non circonda soltanto l'Italia, no? Nella comunità europea ci sono anche tanti altri stati rivieraschi. L'Italia è gran parte del territorio. Noi non ci siamo, quindi parliamo d'Europa e subiamo l'Europa. Noi subiamo l'Europa della finanza, delle lobby, della tecnocrazia. Ma perché secondo lei è voluto o non c'è la politica che quando va a Bruxelles o va in Europa si fa valere? Ma è una questione di cultura politica, è una questione di mentalità da statisti. Questo paese ha avuto sempre pochi statisti. Gli statisti veri sono arrivati, sono quelli che sono andati, sono nati subito dopo la guerra. La selezione dei politici la fa la gente, o cambiamo questa legge elettorale o là arriva solo fuffa. Certo. Io ho visto ieri sera un servizio su una riunione che ha fatto la Santanchè dei ragazzini, eccetera. Per carità, meritevole, ma non siamo da nessuna parte. Escono dall'Università di Padova teste eccellenti, delle cose fantastiche. Sono lì che non sanno dove sbattere la testa. E la politica? Ma non è possibile che non abbiamo questo problema. È una sorta di anche noi stessi stasera lo trattiamo come un evento così, al di sopra delle nostre possibilità, ineluttabile. Ma no, porca miseria, domani mattina ci mettiamo là, tiriamo sulle maniche e troviamo lavoro per i ragazzi. Fino a quando ci sono anche trasmissioni televisive nazionali che fanno capire ai giovani che tanto, se anche non lavori ti possono arrivare i soldi se fai la velina, se fai l'attrice, se fai l'assistente di qualcuno. Cioè questa è una proposta culturale che sta passando in questi anni per i nostri
non nostri tutti, insomma, parte dei ragazzi, uno dice: ma mi devo rompere le scatole a fare cose, adesso me ne vado a Milano, me ne vado a Roma, mi faccio intervistare, faccio qualche cavolata che qualcuno mi conosca. Se le vede tutti i talk show, tutti pieni di ragazzi che vogliono fare carriera, avere immagine, fare soldi, questa è la situazione. Quindi anche la proposta culturale che viene dalle televisioni, le ammiraglie italiane, poi do una chicca, c'è un emendamento, vuole aumentare il canone di nuovo Rai di 7 euro. Questa è la notizia dell'ultima ora. Io dico sempre le chicche. Giustificano per il finanziamento delle televisioni locali. Certo, non fanno così, no. Adesso, mi scusi professore, siccome l'altro giorno parlavo con il professore a una riunione, mentre facciamo una riunione, e gli ho detto: professore, guardi, hanno deciso di aumentare, ho letto sul giornale così, ha deciso di aumentare il canone Rai di 6 euro, mi ha detto 7, io avevo visto 6, e in virtù di darlo alle televisioni locali. Ascolti, adesso il professor Manocase le spiega perfettamente dove vanno quei 6 euro lì, perché ci hanno preso in giro noi che lavoriamo in queste. Professore, se vuole gentilmente esporlo. Ma il discorso è molto semplice, siamo passati al digitale. Allora, in tutto il mondo, in tutta Europa, avevi un canale analogico, ti davano un canale digitale, cioè Rai 1 passava in digitale con un solo canale, Rai 2 con un solo canale, Mediaset lo stesso, noi lo stesso. Non è stato così. Cosa hanno preso? Hanno preso il vecchio canale analogico, che era grande così, dove dentro ci stanno, noi nel nostro canale ci stanno 10 palinsesti, no? E ne hanno dati 5 alla Rai, 5 a Mediaset e 5. Cosa vuol dire? Vuol dire che la Rai può fare 50 palinsesti. Ma non finisce qua. A un certo punto è nato anche il famoso beauty contest. Quelli più bravi, quelli più performanti, avrebbero ottenuto un paio di frequenze in più. 2 a Mediaset e 2 alla Rai. Una a TIM, Telecom e la 7 e un'altra a Telepiù, gratuitamente. Vuol dire che la Rai avrebbe avuto ancora 20 palinsesti da riempire. In questo momento, poi quella è stata abbandonata dal governo Monti, è stata accantonata, anche perché è venuto fuori una sentenza della Corte europea che ha detto non si possono regalare le risorse dello Stato, anche perché erano state appena messe all'asta le risorse a 764 milioni cada uno, quindi alla Rai venivano regalati 1,5 miliardi, tanto per così, perché sono simpatici. Ma la Rai ha detto non me ne faccio niente. Ho 5 frequenze. Riesco a mettere insieme 14 palinsesti, se volete che io ne faccia uno di più, mi pagate e dovete aumentare il canone. E adesso arriverà l'aumento del canone, quindi questa è concorrenza sleale, perché la Rai ricava denaro senza entrare nel mercato e quando va nel mercato a qualsiasi prezzo vende la pubblicità perché non ha il problema di raccattare la risorsa. Mediaset in tutta la sua, al 1° gennaio, comincia a pensare come fare soldi per mandare avanti l'azienda. Noi lo stesso. La Rai invece ha il canone più alla raccolta pubblicitaria, che può tenere i prezzi bassi e di conseguenza pesa sulle altre aziende nazionali che pesano a loro volta sulle aziende locali. Io ho avuto notizia che quest'estate alla mattina Rete 4 è stata venduta a 100 euro a spot. Se Rete 4 vende a 100, fa gli affari suoi, ma io a che prezzo devo vendere? E quindi è tutta questa situazione non è aziendale, non facciamo azienda, facciamo solo pasticci. E allora andiamo a togliere denaro ai contribuenti che già sono stati sufficientemente maltrattati. Ha capito? Io pensavo questi 6 euro. Si possono indignare ancora. Pensavo questi 6 euro quando ho letto lo dice, guarda che bello, finalmente le televisioni sono in difficoltà locali e lo Stato decide di dare una mano. Ho detto guarda che bello, io lavoro nell'azienda, magari domani il mio editore decide di chiudere, invece questo mi rassicura perché mi dà un potere. Questo sempre della serie, non abbiamo aumentato le tasse. No, questo qui ha capito, poi mi ha spiegato il professor Manocase, ma ora pensa a te, non vi dico cosa ho detto, però l'ho pensato, hai capito? Questi qui si
6-7 euro se li ciucciano, mi scusi la definizione dialettale, se li ciucciano loro, insomma, è dunque una cosa davvero inaudita. Fate qualcosa, Zanon, fate qualcosa, non si stia a arrendere, la vedo arrendevole. No, si figuri, lei non mi conosce, esattamente il contrario. Volevo anche dire una cosa, abbiamo parlato di agricoltura e di turismo. C'è un'altra risorsa fortissima che noi abbiamo, che in questo momento stiamo trascurando, credo, e che è il nostro manifatturiero. Noi abbiamo nel Veneto centrale probabilmente la più grande area manifatturiera d'Europa e tutto il nostro export importante nasce da lì, e l'export è la ricchezza vera in questo momento a livello di produzione e di commercio. Allora, dall'Europa pioveranno gli unici soldi, le uniche risorse che su cui potremo contare. Stiamo facendo un altro pasticcio da questo punto di vista, perché stiamo concentrando queste risorse soltanto nelle cosiddette città metropolitane, che è giusto ovviamente favorirle, ma dovremmo invece pensare a questa vasta parte del territorio, che chi vive nei nostri comuni sa cosa vuol dire l'area industriale, le aziende che abbiamo, che poi sono la nostra ricchezza vera, sono l'occupazione vera, perché quando noi abbiamo difficoltà nell'occupazione, ha ragione Elisa quando dice chiedono lavoro, quelli che vengono a bussare alla porta del sindaco chiedono lavoro, non chiedono assistenza, chiedono lavoro, e dice poi i problemi li risolviamo quando abbiamo lavoro, esattamente come ha detto lei. Zanon, no, prego, termini pure, mi sono interrotto. Vado velocissimo. Per cui questa è l'altra grande risorsa su cui lavorare. Qui credo che un ruolo importante, e mi pare su questo stiamo lavorando insieme bene, ce l'abbia la Regione, perché credo che questa mediazione sul territorio, tra l'Europa e il territorio, sia un compito della Regione. Anche qui la Regione ha bisogno di essere liberata da Roma, perché se questo processo che prima veniva evidenziato di controfederalismo, cioè di accentramento a Roma, vuol dire che una delle vittime di questo percorso è la Regione. Invece la Regione noi crediamo debba e possa e anche voglia, credo, lavorare su questo versante. Ecco, per cui questo territorio, guardate, voi pensate soltanto Bassano, Schio, tutta quella zona del Vicentino, il Padovano, gran parte del Padovano, gran parte del Veneziano, gran parte del Trevigiano, che area potente è. Lei, fra l'altro, già non leggendo le sue cariche, è stato fino all'anno scorso Presidente della Confederazione degli 11 comuni dell'Alto Campo Separese. Oggi, oltre alla carica di sindaco, ricopre il ruolo di Presidente della Conferenza dei Sindaci dell'USL, 15 dell'Alta Padovana, che comprende credo 28 comuni più o meno, poi Presidente dell'IPA, intesa programmatica dell'area del Campo Sampierese, coordinatore dell'IPA del Veneto Centrale, che ha 1,5 milioni di cittadini rappresentanti. Posso precisare una piccola cosetta? Ecco, tutte queste cariche strepitose sono indennità zero, ecco, tanto sì, no, però è vero, ma tolto la domanda le stavo chiedendo, ma quanto guadagna? No, ma al di là di questo è perché conosce profondamente assolutamente il territorio. Sì, ma credo che su questo, credo anche con Luciano, ma anche gli altri sindaci, insomma, di questo territorio, stiamo lavorando molto, ma anche con la Regione stiamo lavorando molto, perché abbiamo bisogno che venga riconosciuto questo territorio, che sia dotato di una governance, perché altrimenti andiamo sparsi, non possiamo più pensare il singolo comune alla propria zona industriale. Zanon, nel suo paese, Trebasere, si dice che è un paese benestante, un paese che sta bene, almeno si è sempre detto questo. Anche oggi sta bene o è in difficoltà anche Trebasere? Allora, posso dire questo, le famiglie bisognose, prima lei faceva questo riferimento, sono passate da una 25-30 croniche negli anni normali a 250. Questo è, quindi famiglie in grave difficoltà, e sono famiglie che spesso sopravvivono soltanto perché i nonni intervengono nella gestione quotidiana dei figli, quindi dei nipoti. Le pensioni in questo momento stanno salvando molte famiglie, perché quando due persone, una famiglia resta senza lavoro o con questa incertezza professionale. Allora, noi abbiamo le nostre aziende, quelle importanti, di Trebasere, che ce ne sono di importanti, sono anche note, insomma, a livello anche internazionale, si possono fare anche i nomi. C'è una zona industriale, certo. Allora, non so, Grafica Veneta, tanto per dire uno, Moncler per dire un altro, tanto per capirci. Dal punto di vista
fondamentale dell'occupazione stanno tenendo queste aziende. Altre aziende meno famose ma ugualmente importanti stanno tenendo, però abbiamo dei settori che sono in crisi strepitosa e sono il settore tutto legato all'edilizia, quindi quello è un settore fermo. E qui credo che il ruolo delle banche sia determinante, perché è ovvio che tutte le case che abbiamo fatto, almeno io sto pagando il mutuo sulla casa, quindi vuol dire c'è stato qualcuno che mi ha concesso quel mutuo a un tasso compatibile. Ecco, in questo momento nessuno può investire, uno perché ha l'incertezza sul lavoro, secondo perché nessuno gli finanzia la casa, se non a fronte di garanzie esorbitanti che pochissimi possono fornire. Ecco, per cui tutto il mondo dell'edilizia è in difficoltà e tutto quel terziario, pochettino diciamo di seconda, terza fascia, che non riesce più a sopravvivere. Ecco. Però altra difficoltà, prima parlavamo, è il discorso TARES, il commercio avrà una difficoltà, è massacrato. E quello che mi fa arrabbiare, io ecco, sono uno che non molla, ma riesco a arrabbiarmi, è che tutte queste tasse vengono chiamate municipali o comunali, col cavolo che sono municipali o comunali, sono statali, allora almeno che abbiano il coraggio di chiamarle col loro nome, perlomeno questo. Perché devo andare ogni volta che mi fuori una tassa a spiegare ai miei cittadini, guardate, la chiamano comunale, ma non c'entro niente io? Cioè non rimane il comune? Uno, non rimane il comune, secondo, non determino io le regole, perché dimmi quanto devo raccogliere, poi stabilisco io le regole. Così, le regole. Esatto. Fai l'esattore, il Salvo- pubblicano. Sì, sì. Al limite puoi aumentare le aliquote. Venturini, mi scusi, inizio da lei perché siamo quasi in conclusione di puntata e voglio sentire da tutti voi. In virtù di tutto quello che sta accadendo, che mi sembra un disastro totale, voi sindaci avete qualche idea? Nel vostro paese avete qualche idea, qualche progetto da dire ai vostri abitanti per far sì che soffrano meno l'attuale situazione critica economica che c'è? Qualche evento, qualcosa di particolare, oppure aspettate gli eventi da Roma? No, il fatto è che adesso sto pensando ad esempio all'impostazione del bilancio che abbiamo fatto in questo periodo, ti trovi ad anno ormai concluso che hai delle spese e quelle sono. Non hai tanta possibilità di manovra per dire cerco di ridurre le aliquote perché non hai grande possibilità di manovra, puoi solo intervenire un po' sulle aliquote. Non riesci a fare tanto perché le spese tu ce le hai legate alla gestione del comune. Volevo, Venturini, allora scusi dico, se sto sognando io, ma molto probabilmente sto sognando. No, lasci stare un attimino lo Stato, tutte le regole che bisogna fare, perché quello che stai dicendo lei bisogna. Domani mattina il sindaco di Casalserugo, sindaco di Chioggia, si alza e dice: sentite cittadini, facciamo una riunione come una volta si faceva nel paese, in mezzo, va sopra a una terrazza e dice: da domani mattina coltiveremo grano turco tutti quanti per guadagnare di più nel nostro paese. Sto facendo un esempio banale. Ecco, un'idea diversa dalla situazione attuale c'è, oppure attendiamo eventi dall'alto? No, allora le ho riportato questo caso legato al bilancio per dirle siamo talmente, secondo me, condizionati dalle realtà in cui viviamo che è molto difficile trovare l'idea geniale che fa girare l'economia o che trova la risorsa particolare, perché per come siamo ridotti Dare adesso... entusiasmo, Venturini. Sì, ma io sono la prima che ci mette tutto l'entusiasmo, perché adesso per fare il sindaco devi avere un grande entusiasmo, grande energia. Anche tanto in coscienza. L'unica cosa grafico rosso. è intervenire sulle strutture comunali. Allora, è la cosa che ho detto prima, possiamo lavorare in termini di riduzione dei costi lavorando sulle unioni dei comuni, cercare dei sistemi per spendere meno. Questa è l'idea che può venire fuori, perché per aumentare le entrate in questa fase storica non è che i comuni o i sindaci abbiano una leva particolare per poter intervenire, possono solo semmai intervenire sulle spese tenendo conto della struttura istituzionale che abbiamo. Quello dopo, un ordine interno di servizio, il grafico dopo. Caso qualche idea finché ragioniamo su un altro... Ma io credo che il titolo dica un po' tutto, insomma, sindaci in manette o comuni in manette, per dire che davvero si è molto bloccati rispetto ad ogni prospettiva anche di far crescere le nostre città. C'è un dato, ecco, io ritorno al tema dell'analisi molto rapidamente, perché è fondamentale che ci sia analisi a livello romano per poter intervenire in modo specifico sui problemi. Una delle cose più inaccettabili che subiamo è quella dei tagli lineari, cioè di quegli interventi che non guardano le specificità dei singoli territori, ma in modo del tutto omologato, indiscriminato, intervengono sul livello nazionale, sull'intero territorio. Cito un esempio tra i tanti: mi hanno soppresso la sezione distaccata del mio tribunale, che non comportava per lo Stato un centesimo di euro di spesa.
quindi non c'era alcun tipo di risparmio. E si è deciso a livello romano di sopprimere tutte le 220 sezioni distaccate del Tribunale perché non si era in grado di sostenere una scelta dal punto di vista politico, perché non preceduta da un'analisi seria rispetto agli effettivi. Hanno tolto anche quello di Cittadella, ne hanno tolti ma io altri. mi riferisco al mio caso per citare un'abitudine nazionale, che è quella di intervenire linearmente in modo indiscriminato su situazioni che sono invece molto diverse. Allora, se non si ritorna a quella capacità di analisi della quale i sindaci sono capaci, l'hanno dimostrato questa sera, mi riferisco ai miei colleghi, mi tiro fuori, credo che sia impossibile pensare di ragionare in modo appunto specifico su singoli problemi e sui problemi generali della nazione. Cercavo di dare qualche soddisfazione ai telespettatori e ai vostri abitanti, e dire: domani mattina Salvò si alza e dice: ragazzi, facciamo questo. Se uno avesse l'idea geniale diventerebbe oggi Presidente del Consiglio dei Ministri, nel senso che dovrebbe esserci dal governo l'idea geniale. Ma non parlamentare. Non parlamentare. Io credo però invece che i sindaci nel loro piccolo, al di là dell'idea geniale, possono mettere insieme tanti piccoli accorgimenti, tante piccole accortezze che in qualche maniera contribuiscono ad alleviare la sofferenza, dando anche delle piccole speranze. Abbiamo lo strumento di pianificazione, ci sono delle leggi che consentono. Citava Zanon prima la crisi dell'edilizia. Anche con gli strumenti di pianificazione urbanistica, anche in mano ai comuni, tanti piccoli interventi possono essere resi possibili, ad esempio a livello anche familiare, per dare lavoro anche a tante piccole impresette del territorio, oltre che per dare risposta anche alle famiglie e ai cittadini. Nel mio comune stiamo facendo anche un intervento di social housing con 60 appartamenti. Domanda semplice: nel suo comune ci sono artigiani che avanzano soldi da lei, dal comune? No, il comune ha pagato tutti. Il mio comune si è dato anche come regola che tutti devono essere pagati. Ma è questo il tema, fateci spendere le risorse importanti che abbiamo. Questi sono interventi, quelli che citavi tu, molto importanti, però comunque di dettaglio, significativi, di dettaglio, che però non risolvono le macro questioni. Io dico, io ho 50 milioni di euro fermi lì in cassa che non mi viene consentito di spendere. Ecco, quelle sono le cose che cambiano il destino di una città, e io che sono comune virtuoso devo avere il diritto di poter spendere. Se poi si risanano i bilanci di Catania e di Roma, ecco, è chiaro che qualcosa non torna. Per quanto posso dire io, allora, io lo Stato l'ho fregato. Lo dico pubblicamente. Ha pagato di nascosto. No, allora, cosa capita? Io ho un'importante azienda, Grafica Veneta, ha fatto un ampliamento significativo. Dovevo pagarmi complessivamente 3.600.000 euro di onere urbanizzazione. Se io incasso questi soldi, sono morto. Perché vanno nel mucchio che dice lui. Allora cosa ho fatto io? Io ho detto: cara Grafica Veneta, anche domani non lo vedi in galera già, no? No, ma guardi, è tutto quanto approvato e a posto. Però l'ho fregato, dico, nel senso che mi sono inserito in qualcosa che, ecco, ho detto, invece che darmi 3.100.000, mi dai 3.600.000 euro di opere. Ti dico io quali sono le opere. Sono questa, questa e questa. Tu le progetti, le appalti, le realizzi, io faccio il controllo e il collaudo. E ti controllo passo passo. Abbiamo fatto questo percorso, è stato lungo, è durato 2 anni, trattative, gli avvocati, e questo vedere se cosa poteva. Avete fatto? Ce lo deduca, ce lo faccio sapere anche noi. Allora, una pista ciclabile, una pista di pattinaggio per una città, e recuperato il più antico sito abitativo di Tre Basile, che è al centro, e che sarà sede per uffici comunali. È una casa colonica, perché la casa più antica di Tre Basile, che sono orgoglioso di dirlo, non è una villa di nobili, ma è una casa dei contadini, perché questa è la nostra cultura, è il nostro retaggio. Per cui dico, questo abbiamo fatto. Adesso le opere sono cominciate in questi giorni, e sono contento perché in questo modo ho portato a casa 3.100.000 euro. Io non ho soldi in questo momento nel cassaforte, perché nel 2009, quando sono diventato sindaco, ho ereditato un bilancio che prevedeva lo sforamento del patto di stabilità, che mi è stato lasciato in eredità gentilmente dalla precedente amministrazione, e io l'ho sfruttato al massimo. Ho detto, bene, sforiamo, paghiamo tutti quelli che dobbiamo pagare. Quindi in questo momento siamo, come molti comuni, in una situazione in cui non ho debiti con nessuno. Però 1 milione, 2 milioni di euro all'anno non deve mica spendere. Quelli mi sono bloccati, sì. Per forza. Ecco, non sono riuscito ad arrivare fino a trovare. Pensavo che avesse trovato anche il sotterfugio per quei 2 milioni di euro. Una cosa, se come i comuni, insomma, se Atene piange, Sparta non ride, nel senso che i contribuenti in questo periodo, tra
tra novembre e dicembre hanno più di 28, dai 25 a 28 scadenze per imposte, tasse e burocrazia. Una cosa che vale circa 78-79 miliardi di euro che vanno nelle casse dello Stato. Bene, hanno fatto un decreto immediato per riaumentare l'aliquota, più che l'aliquota, la percentuale di acconto da dare allo Stato adesso a fine novembre, e quindi tutti gli studi professionali e tutte le attività devono in questo momento dare il 101% di acconto su quello che hanno guadagnato quest'anno. Domanda del signor Antonio: ma io come faccio a sapere se il prossimo anno avrò attività, avrò fatturato? Perché ti devo dare il 101? Non bastava, già era tanto il 99%, no, 101%. Questi i soldi non ce li hanno e ce lo vengono a dire a noi ogni giorno. Guardate che non riusciamo a pagare l'IVA il 18%, il 30% l'acconto, cioè, non capiscono a Roma che c'è un caos Quando lo capiranno, Raimondo? Prego? Quando lo capiranno? Quando per quel mese nessuno pagherà un'imposta e una tassa, allora non arriveranno soldi, non ci saranno le pensioni d'oro di cui non abbiamo parlato e spero se ne parlerà magari in un'altra puntata. Ci sono i signori che sono nella Corte Costituzionale, sono 25 giudici, a me non interessa sapere i loro nomi, compreso l'ultimo Giulio Amato, che prendono la bellezza di 540.000 euro all'anno come prebenda, come indennità. Vanno in pensione con 18.000 euro. Ci sono altre pensioni privilegiate, poi stiamo qui a fare le pulci, se possiamo dare qualcosa in più a quei poveri disgraziati che hanno 500 euro al mese. Ma di cosa stiamo parlando? Professor Manocase, i problemi ci sono, ma mi piacerebbe sapere se c'è una medicina per questi problemi, perché ci sono e aumentano. Il fatto drammatico che dice, qui per sistemare un po' le cose bisogna che non si paghi più, allora a Roma se ne accorgono. Non si può proprio sistemare questa Italia. Diceva lei prima, molto probabilmente con una legge elettorale nuova. La domanda è: la vorranno fare questa legge elettorale nuova oppure tutti ci prendono in giro? Non conviene a nessuno degli attuali partiti cambiare la legge, perché è così. Diciamo che i cittadini hanno espresso il loro disprezzo nei confronti della politica votando per Grillo. E l'hanno detto chiaramente, ma è un'informazione che la politica ha rifiutato totalmente. Cioè gli hanno detto non vi vogliamo, e non hanno recepito questo messaggio e non stanno recependo, e una buona parte degli italiani non va più a votare. Cioè, se c'è stato un certo numero di persone che è andato a votare, chiamiamolo merito, è stato di Grillo, perché comunque li ha provocati e comunque hanno voluto lanciare questo messaggio alternativo ai due blocchi. Ma questo era il momento che si dovevano mettere insieme e avere la forza di cambiare il sistema e cacciare la gente a casa. Ma vi rendete conto che stanno mandando in pensione 8.000 militari con l'85% della pensione? Attenzione, con la possibilità di essere riassunti dallo Stato per una funzione analoga a quella che hanno avuto, e la somma dello stipendio più la pensione non saranno tassabili. Peggioriamo sempre più le cose. Mentre per gli altri poveri disgraziati italiani no, ma gli esodati, cominciamo dagli esodati che sono 3 anni che stanno aspettando qualcosa. Non hanno un euro. Che non hanno un euro. No, noi li mandiamo in pensione e addirittura li creiamo anche dei pensionati anche della... Scusi Raimondo, ma la maggioranza degli italiani non ha votato, quindi la maggioranza ipotetica ce l'ha chi non è andato al voto, non ce l'ha né il PD né il PDL né i 5 Stelle, ma ce l'ha gli assentisti, quelli che non hanno votato e tantati. Cioè, oggi l'Italia è governata... Questi potrebbero contare molto se si arrabbiassero tutti insieme ed essero una questo svolta. È il motivo, lo facciamo. Il problema è che non c'è un modello a cui riferirsi, cioè probabilmente non abbiamo ancora un prodotto sul quale far vincere qualcosa di diverso, perché questa è la realtà, perché comunque vada, così come succede
con le mirabolanti situazioni di bilancio statale e finanza creativa o distruttiva, come sarebbe opportuno dire. La stessa cosa con i partiti, si cambia il nome di qua, si mette qualcuno di qua, si ricicla il personaggio di là, si mette qua, non cambia mai niente. Ma l'Italia, capisce? Ramondo, vuole il giovane, le faccio un paragone, Sì, no? Le dico, sì. se io domani candido l'Elisa Presidente del Consiglio, Certo. o Presidente... La votiamo tutti. no, sto facendo o Salvò, o Zanon, cioè dico il nuovo, no? La parte politica che per me comanda l'Italia, che è centrodestra e centrosinistra, permette alla Venturini di essere candidata e di diventare il grillo della situazione? Manca la regola. Manca la regola, Esatto, se manca la legge ma, non è possibile cambiare la classe dirigente. Appunto, allora quello che c'è il professore, Devono fare una legge diversa, rimarremo non ci sempre sono così, alternative. professore. Sì, io però ne parliamo da 5 anni sulla legge elettorale, per cui io però avevo lanciato una provocazione qualche anno fa, un paio di anni fa, proprio in occasione ricominciamo dai sindaci, titolo che è stato ripreso poi stranamente anche dai giornali. Ricominciamo dai sindaci, ho messo a disposizione, non chiediamo denaro, sia ben chiaro, a disposizione un format settimanale dove i sindaci vengono a parlare delle cose loro, del territorio. Rifaccio la proposta, ripropongo la provocazione, spero che venga raccolta, perché è importante. Ricordiamoci una cosa, la disinformazione, un altro settore che non ne abbiamo parlato ma difficile da affrontare, la disinformazione che ci danno i giornali è mostruosa. Allora, non è arrivato perché probabilmente si è perso dentro il computer un altro grafico. No, abbiamo il secondo, se era il giorno dice questo, no, non è quello, è un terzo grafico che non... Sempre rosso, professore, perché Sì, non... sì, su fondo rosso, dove si vede come le banche hanno cambiato tendenza e stanno salendo come utili e come il cittadino italiano viene vessato e viene impoverito. Cioè è una controtendenza, mentre prima dell'euro il cittadino italiano guadagnava e le banche crescevano non proporzionalmente. Ma ricordiamoci di una cosa, che il cittadino italiano a livello europeo vale 170.000 euro mediamente, ricco per povero. Sapete quanto vale quello tedesco? 70.000. Allora qui possono grassare, certo. Qui possono pescare. Nonostante stiamo piangendo, ancora hanno intenzione di toglierci denaro. Questo è il problema. Allora, se c'è la buona volontà, cominciamo dai sindaci, veramente, restiamo in contatto. Andiamo noi da loro, se non vengono da noi, certo, ma io metteremo anche uno spot di provocazione. Mettetevi d'accordo, lo spazio c'è. Tecnicamente siamo in grado di farlo, una volta alla settimana decidete il tema voi e vi diamo lo spazio. E oltretutto c'è una piccola Salvò così particolare che la nostra Presidente arriva fino a Roma e magari ci vedono anche lì, così se vedono arrabbiato il buon Zanon così sanno dove andare. Vabbè, siamo arrivati in chiusura di questa puntata molto interessante e molto seguita anche dai nostri telespettatori per via dei messaggi e delle telefonate. Noi, come diceva il mio editore, ritorneremo sul locale, ritorneremo sul territorio, perché credo, come crede la nostra televisione, il nostro editore, che si possa ripartire davvero da lì con la volontà di tutti quanti. Quindi ringrazio Lorenzo Zanon, sindaco di Trebasere, grazie di essere con noi, grazie a Luciano Salvò, sindaco di Villafranca Padovana, grazie a Giuseppe Casson, sindaco di Chioggia, grazie a Elisa Venturini, sindaco di Casalserugo, e grazie al nostro economista Nicola Ramondo di essere stato con noi. Davvero, grazie a tutti. Grazie professor Manocase, noi grazie anche a lei. Ci vediamo venerdì prossimo con un'altra puntata di TV7 Match. Davvero è tutto, buonanotte.